Buonasera e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Massiccia adesione in tutta la Sicilia allo sciopero generale di CGIL USB a sostegno della Global Flottiglia e per la pace a Gaza. A Catania una parte di manifestanti occupa i binari della stazione, tensioni a Messina. A Palermo bloccato per ore il viale della regione siciliana. A Favara ritrovati anche il cellulare e la borsa di Marianna Lobello, ma il corpo della donna risulta ancora disperso. La 38enne mamma di 3 figli è stata travolta dall'acqua durante il nubifragio di mercoledì scorso. Rapine in villa precedute da un rito tribale propiziatorio celebrato da un senegalese. Da qui il nome dell'operazione Califa dei Carabinieri che ha portato all'arresto di 7 persone nel catanese. A Ragusa e in tutta la provincia gli scontrini diventeranno un'arma contro la violenza di genere. Dal supermercato ai negozi al bar, i tagliandi riportano il numero nazionale antiviolenza e stalking, il 1522. Carlo Calenda torna in Sicilia e continua ad attaccare il presidente della regione Renato Schifani. Il leader di Azione manifesta a Mondello con Ismaele Lavardella. Calcio in Serie B, il Palermo è vigilia di campionato, domani rosanero in campo contro lo Spezia, in Serie C dubbi in attacco per il tecnico rossazzurro Mimmo Toscano in vista del derby di domenica al Massimino tra Catania e Siracusa. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con le mobilitazioni pro Gaza, migliaia di manifestanti a Catania per lo sciopero generale per dire basta al genocidio e in segno di solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Slogan contro la politica di Israele e i massacri di civili. In corteo tantissimi giovani ma anche insegnanti e genitori. Momenti di tensione alla stazione ferroviaria, 20.000 i manifestanti secondo i numeri della CGIL. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Catania Sada che parte stare, si legge in uno striscione. Migliaia di studenti, lavoratori, semplici cittadini sono scesi in strada aderendo allo sciopero organizzato dai sindacati CGIL, Cobas e USB. Al colmo dell'indignazione per quel che sta accadendo a Gaza hanno deciso di far sentire la propria voce, schierarsi al fianco della Palestina e degli attivisti della Global Sumud Flottiglia e gridare apertamente no al genocidio, basta guerra, basta il sionismo, la politica di Israele che intende espandere i suoi confini ottenendo più territorio possibile e ridurre al minimo la presenza di arabi palestinesi. Ben altra cosa dunque dall'antisemitismo che è avercela con gli ebrei. La storia del sionismo è una cosa diversa dalla storia di Israele e del popolo ebraico. Quindi bisogna fare questa distinzione. Insegnanti accanto ai loro studenti perché la pace non è un semplice slogan. Non si può dire di essere per la pace se poi la pace non si insegna e non si pratica. In corteo intere famiglie. Mi trovo insieme ai miei figli che sono qui, uno di 16 anni ed una di 20. Il primo concentramento al porto per poi raggiungere il Castello Orsino. È il gruppo più numeroso. Un altro si stacca e punta verso la stazione per bloccare tutto. Qui la polizia è intervenuta con cariche per contenere la pressione. Disagi per gli automobilisti, ma alcuni solidarizzano con i manifestanti. 20.000 per la CGIL. Anche il mondo del lavoro a sostegno della causa palestinese perché è inaccettabile quello che sta avvenendo a quel popolo. Palestina libera dal fiume sino al mare viene gridato in coro. Il messaggio è chiaro. E mobilitazione anche a Palermo, oltre 30.000 in piazza, nel pomeriggio bloccata per ore viale della regione siciliana. Il riassunto della manifestazione di Palermo ce lo fa Marco Gullà. Sciopero generale! Da piazza Giulio Cesare a piazza Indipendenza, questo è il percorso del corteo di Palermo contro la strage di innocenti nella striscia di Gaza e a sostegno della flottiglia. Oltre 30.000 persone a manifestare nel giorno dello sciopero generale. Palestina libera! Il mondo del lavoro non può non essere protagonista di questa battaglia. Di fronte a bambini che muoiono di fame, a cittadini che vengono trucidati, il mondo del lavoro deve rivendicare la pace in Palestina, deve rivendicare un'economia di pace, perché affermando l'economia di pace si tutelano anche i lavoratori e le lavoratrici. Una manifestazione che si è allungata anche nel pomeriggio. Molti manifestanti hanno bloccato via la regione siciliana, traffico in tilt e arteria liberata dopo più di un'ora. Alcuni automobilisti davanti al blocco si sono uniti alla protesta. Sì, Palestina!
La giornata è iniziata all'insegna dello slogan "Blocchiamo tutto", trasporti, scuole, tantissimi studenti presenti e poi i lavoratori che hanno aderito allo sciopero. Ci fermiamo anche gli operai e le operaie metalmeccaniche per chiedere la fine del genocidio, per chiedere che l'Italia interrompa i rapporti commerciali e politici con Israele per sostenere la flottiglia fermata. Come vuoi che si possano difendere? Subiscono e basta, quindi dobbiamo cercare la pace, andare incontro alla pace. Adesso in queste immagini vediamo le manifestazioni in tutte le altre città siciliane, manifestazioni a sostegno appunto della Global Flottiglia per la pace a Gaza. 1500 sono stati dimostranti in corteo a Messina, un gruppo è entrato nella sede del comune forzando i cancelli per appendere una bandiera palestinese. I manifestanti a Messina hanno bloccato la via Garibaldi sedendosi sulla carreggiata e hanno bloccato l'accesso al comune. Corteo di studenti a Caltanissetta, mentre a Trapani hanno sfilato più di 1000 persone. Adesso cambiamo argomento, la cronaca. A Favara vanno avanti le ricerche di Marianna Lobello, travolta dal nubifragio di mercoledì nel vallone vicino al depuratore di Contrada Esachimento. Ritrovata una borsa nera, il cellulare e un documento di una delle figlie della donna. Al momento però nessuna traccia della donna. Il servizio è di Davide Sardo. Nuovi ritrovamenti nelle ricerche di Marianna Bello, 38enne di Favara, dispersa da giorni dopo il nubifragio del 1° ottobre. I vigili del fuoco del SAF, il nucleo speleo alpino fluviale, stanno setacciando il vallone subito dopo il depuratore di Contrada Esachimento, dove sono stati rinvenuti una borsa nera, il cellulare della donna e poco distante, in una vasca di contenimento appena svuotata, anche il documento di riconoscimento di una delle figlie che Marianna custodiva con sé. Solo ieri è stato trovato il portafogli con la foto di uno dei 3 figli, un dettaglio che aveva riacceso la speranza di nuovi indizi utili. Le ricerche proseguono senza sosta. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno battendo palmo a palmo la zona, dai canali ai valloni, con l'ausilio di mutacinofile, sommozzatori e un drone di ultima generazione. Nonostante l'imponente dispiegamento di mezzi e uomini, di Marianna purtroppo ancora nessuna traccia. L'intera comunità di Favara resta col fiato sospeso nella speranza che le prossime ore possono portare novità. Adesso a Catania, dove vi raccontiamo l'operazione dei Carabinieri che ha sgominato una banda di rapinatori che compivano colpi feroci in villa dopo un rito tribale propiziatorio. Ha sgominato un gruppo che sotto le spoglie di finti finanzieri si introducevano nelle case di proprietari facoltosi e agivano con una violenza inaudita. 2 i gravi episodi ed 1 tentato nell'inchiesta, 7 sono stati gli arrestati. Roberta Lunghi. Prima delle cruente rapine nelle ville del Catanese era necessario compiere un rito tribale propiziatorio, senza il quale non si agiva. Era il senegalese Khalifa ad eseguirlo, da qui il nome dell'operazione dei Carabinieri, che ha portato all'arresto di 7 persone e solo con la garanzia del sostegno spirituale partiva una vera e propria architettura di rapine, caratterizzate da gravi minacce e violenze, che arrivavano dopo il raggiro di finti finanzieri che con finti atti di perquisizione per accertamenti si introducevano in casa. Sono stati i carabinieri della compagnia Fontana Rossa a smantellare la banda, 6 le persone in carcere, 1 ai domiciliari, con una figura preeminente a capo del sodalizio, quell'Alberto Caruso, discendente della famiglia mafiosa dell'Audani, tutti accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, detenzione di armi. Il quadro emerso dopo ben un anno di indagine dal novembre 2024 lo sintetizza il procuratore Curcio. È un mix, diciamo, di violenza belluina che è emerso, di riti ancestrali, ma anche di grandi capacità organizzative, perché parliamo di soggetti che hanno disponibilità di armi. Basilare la prima denuncia legata alla rapina compiuta a Mister Bianco, vittima un imprenditore 40enne bloccato nel tragitto verso casa dalla finta pattuglia di finanzieri che lo hanno costretto a raggiungere casa a bordo della loro auto fino ad entrare per un controllo. Da lì un'apoteosi di violenza indimenticabile. Uno è stato preso a calci in faccia, con frattura del naso, un tentativo di troncargli un dito se non avesse parlato.
Sottrattigli 60.000 euro, non contenti i rapinatori hanno minacciato la coppia di sottrargli la figlia per venderla all'estero e sono così riusciti ad ottenere altri 100.000 euro. Durante le indagini sono state accertate un'altra rapina compiuta con le stesse modalità e un'altra sventata grazie all'intervento dei carabinieri. Adesso a Messina, nuovi elementi sulla morte del 73enne trovato impiccato con un tubo di irrigazione a Fondo Saccane. L'ordinanza con la quale il GIP ha convalidato l'arresto del catanese Maurizio Gravagna. Emergono storie di prestiti e difficoltà economiche, ma soprattutto la confessione che lo stesso Gravagna avrebbe fatto parlando con alcuni familiari al telefono. Avrebbe detto che aveva commesso un omicidio, aggiungendo che era un amico mio, così appunto le parole del presunto omicida. Contrastare il fenomeno delle truffe non solo agli anziani ma anche ai giovani, spesso vittime di raggiri online. L'obiettivo della campagna lanciata dal Comune di Messina ce la racconta Francesco Triolo. Uno spot, una capillare rete di informazione e comunicazione, incontri nei luoghi di ritrovo di giovani ed anziani. La lotta alle truffe a Messina amplia il raggio d'azione. Tra ottobre e novembre, Comune, forze dell'ordine, associazioni effettueranno una serie di incontri per la sensibilizzazione al contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane ma anche dei fragili. Il progetto si chiama Non Raggirame ed è rivolto anche ai giovani, spesso vittime di truffe online. L'aspetto interessante di questa campagna di sensibilizzazione è che abbiamo cercato di ribaltare la prospettiva, nel senso che da vittime chi viene truffato diventa protagonista e quindi deve avere la capacità di riuscire a trovare la forza e anche quella tenacia di riuscire a prendere appunto i truffatori. Uno degli avamposti sarà il bus dell'ATM. L'azienda trasporti per questo ha avviato dei corsi di formazione per gli autisti che così sanno eventualmente come intervenire. Tanta gente, tanti anziani viaggiano anche sull'autobus e quindi il primo punto di contatto può essere, come è capitato in passato, quello dell'autobus. Gli autisti sono consapevoli di come informare e formare la cittadinanza ed è un modo per allargare la maglia della comunicazione. Pronto? Nonna, sono io. Ho bisogno subito di soldi. Intanto chiamo il mio vero nipote. Anzi, sai che ti dico? Anche il 112. Adesso a Ragusa, dove lo scontrino diventa un'arma contro la violenza di genere. Tutti i comuni della provincia, per la prima volta in Sicilia, aderiscono all'iniziativa promossa da Sinalf Sicilia, il servizio di Veronica Barbarino. In provincia di Ragusa lo scontrino diventa un'arma contro la violenza di genere. Tutti e 12 i suoi comuni infatti hanno aderito al progetto Zero Molestie, promosso da Sinalp Sicilia con il sostegno della regione e in collaborazione con Confcommercio. Dal supermercato ai negozi al bar, gli scontrini riporteranno in fondo il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522. Un gesto a costo zero che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica e fare la differenza per molte donne vittime di violenze fisiche, psicologiche o di molestie sul lavoro. Negli ambienti di lavoro oggi si vengono a creare delle situazioni abbastanza delicate, soprattutto per la cattiva comunicazione. Ma non è l'unica iniziativa del sindacato messa in campo a fianco alle donne. Il progetto per il reddito di civiltà, per aiutare queste donne a potersi rimettere in gioco aprendo una nuova attività. Poi abbiamo anche un ulteriore progetto che è quello di inserire le donne che hanno subito violenza nell'elenco delle categorie protette per poter avere un accesso al lavoro in maniera più semplice. Il terzo progetto sul quale stiamo lavorando è quello di far capire a chi poi gestirà i contratti collettivi nazionali di lavoro che dobbiamo togliere il periodo di comporto che permette il licenziamento delle persone che superano i 180 giorni di assenza. Ricordiamo che il numero 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24. Adesso la politica, la giunta regionale riunita stamattina a Palazzo Orléans su proposta dell'assessore alla salute Daniela Faraoni ha approvato 2 nomine nel settore della sanità siciliana. Salvatore Iacolino è stato confermato nel ruolo di dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'assessorato alla salute. Alberto Firenze, già direttore sanitario del Policlinico Paolo Giaccone, professore associato di medicina del lavoro all'Università di Palermo, sarà invece il nuovo direttore
direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, appunto. E sempre a Palermo, oggi è arrivato Carlo Calenda, ha partecipato a una manifestazione dal titolo Liberiamo Mondello, organizzata dal deputato regionale Ismaele Lavardera. Continui gli attacchi al presidente della regione Renato Schifani. Il servizio. Opposizioni in piazza contro il silenzio delle istituzioni sullo scandalo Mondello. Così l'hanno definita la telenovela sulla gestione della spiaggia al centro di scambi di accuse e di querele. Tutto inizia durante la scorsa estate con la battaglia del deputato Iena Ismaele Lavardera sui tornelli che impedivano l'accesso alla spiaggia di Mondello. Tornelli rimossi dopo polemica, ma la vicenda non finisce qui. Proseguendo, Lavardera è arrivato a lanciare accuse di infiltrazioni mafiose e di opacità nella gestione da parte della società che gestisce il Lido. Accuse respinte e alle quali sono seguite le querele. Oggi in piazza non c'era soltanto Lavardera, ma anche Carlo Calenda, tornato in Sicilia dopo lo scontro con il governatore Renato Schifani per fare un'altra tappa di accuse. Schifani pensa di possedere non solo la sanità, non solo tutte le partecipate, ma anche i giornali. Allora deve capire Schifani che io non ho nessuna paura di lui. Penso che sta opprimendo i siciliani. Penso che la vicenda di Mondello è solo una metafora di quello che succede qui, cioè l'occupazione di ogni singola poltrona sulla base esclusivamente di appartenenza politica senza mai il merito. Penso che Schifani è stato un disastro, continua ad esserlo e si atteggia come re della Sicilia. E io, siccome sono stato eletto a Palermo e ci sono già venuto 4-5 volte, una volta al mese verrò in Sicilia a parlare ai siciliani, perché sa che c'è, che alla fine la Sicilia non è di proprietà di Schifani e compagni. Ma in piazza nella manifestazione contro il silenzio delle istituzioni c'erano soltanto esponenti politici, nessun cittadino quasi. Forse anche perché nel frattempo su questa vicenda sono piovute altre querele, non più soltanto della società, ma anche del presidente della regione e del sindaco di Palermo. Parliamo ancora di politica perché il professore Paolo La Greca, docente universitario di tecnica e pianificazione urbanistica all'Università di Catania, si è dimesso dall'incarico di vice sindaco e assessore della giunta comunale del sindaco Enrico Trantino. In una lettera indirizzata appunto dallo stesso sindaco, La Greca motiva la scelta con crescenti impegni accademici. Sono certo, dice, continuerà a darci supporto, ha commentato il sindaco, in particolare per portare avanti la progettazione del piano urbanistico generale della città. Adesso cambiamo decisamente argomento. A Catania e Palermo la rassegna musicale Jazz for Peace con artisti provenienti dalle aree del Medio Oriente sotto attacco appunto di Israele. Tra loro Ariel Bart, l'armonicista israeliana che lancia il suo appello per la pace tra i popoli. Il servizio di Emanuela Corsi. Lei è Ariel Bart, musicista israeliana che fa la spola tra Tel Aviv e Berlino dove vive. La 27enne armonicista è la fondatrice dell'Ariel Bart Trio, una delle realtà musicali più interessanti emerse negli ultimi tempi che mescola armonica, violoncello e pianoforte. 2 dischi alle spalle e numerose esperienze in giro per il mondo. Il trio è tra gli ospiti della rassegna Jazz for Peace, realizzata tra Catania e Palermo con la partecipazione di musicisti provenienti dai paesi bombardati dal governo Netanyahu, Siria, Libano, Iran e Palestina. Non posso e non voglio cambiare la mia identità. Il fatto che la gente mi veda in maniera sbagliata non mi fa piacere, ma lo posso capire. Noi stiamo lottando e protestando per cercare di cambiare questa situazione, per Gaza e per Israele. Anche il mondo della musica, da sempre in prima fila nelle battaglie per i diritti e l'uguaglianza, si mobilita per promuovere la pace contro le guerre e le violenze. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con un'ampia pagina di calcio. Rientriamo in diretta, apriamo la pagina dello sport in questa seconda parte del nostro TG Sicilia, vigilia di campionato per il Palermo che domani farà visita allo Spezia, il tecnico Inzaghi cambierà ancora la formazione. Sentiamo come nel servizio di Marco Gullà.
Testa, cuore e muscoli. Il Palermo domani al picco contro lo Spezia vuole tornare a fare punti pesanti dopo 2 pareggi che hanno rallentato la corsa. Contro il Venezia i rosanero hanno giocato la peggiore partita della stagione. Il secondo tempo ha esaltato i lagunari e messo in luce alcuni difetti della formazione di Inzaghi, soprattutto nell'impostazione della manovra. Inzaghi valuta delle novità per la gara contro lo Spezia a partire dal sistema di gioco. Dopo aver giocato col 3-5-2 a specchio con i lagunari, probabile ritorno al 3-4-2-1. L'allenatore continuerà con le rotazioni più o meno obbligate, considerata l'assenza anche forzata di Ceccaroni, che salterà la partita per squalifica. Al suo posto potrebbe giocare Veroli o in alternativa Peda. Sulla tre quarti invece potrebbe toccare a Palumbo. È probabile anche l'impiego di Gyasi, mentre Brunoni dovrebbe partire dalla panchina come accaduto in altre trasferte. In avanti poi Giampalo è confermato titolare. Una tappa importantissima, come insomma sappiamo bene tutte le partite di Serie B. Andiamo su un campo tosto, con una squadra che sicuramente non è nelle posizioni di classifica che pensava di essere all'inizio dell'anno, per cui è una partita dura, ma siamo pronti. Secondo me veniamo da una buonissima prestazione, abbiamo grande convinzione, un'ottima classifica, per cui dobbiamo continuare su questo passo. Domani fischio d'inizio alle 17:15. Vigilia di campionato per il Palermo, invece ancora preparazione per il Catania in vista del derby di domenica prossima al Massimino contro il Siracusa. Tecnico Mimmo Toscano probabilmente rivoluzionerà l'attacco. Sentiamo nel servizio Francesco Triolo. Il derby si avvicina, domenica al Massimino il Catania affronterà il Siracusa e Mimmo Toscano ancora oggi non sa quali saranno le frecce d'attacco disponibili al proprio arco. L'allenatore rossoazzurro per il match contro gli Aretusei deve fare i conti con un problema serio nel reparto offensivo della squadra. Forte, infatti, anche oggi ha svolto lavoro differenziato ed è indubbio per la partita. Sarà domani il giorno della decisione in un senso o in un altro sull'eventualità di avere a disposizione solo Toscano, che parlerà proprio dopo la rifinitura, potrà sciogliere i dubbi. Caturaro c'è, anzi ci sarà almeno nella lista dei convocati. Si dovrà capire quanti minuti ha nelle gambe l'ex Potenza e se l'allenatore preferirà mandarlo in campo dall'inizio o a partire in corso. L'ipotesi più probabile in questo momento è quella di vedere Lunetta dall'inizio come prima punta. Loro giocano bene, hanno personalità, è una squadra che non ha raccolto secondo me quanto meritava in queste partite, è una squadra che comunque ha vinto il campionato l'anno scorso, quindi ha un gruppo solido. Io conosco anche qualche ragazzo lì che è arrivato quest'anno che ha qualità, quindi è una partita sicuramente tosta. Loro sicuramente verranno qua per portare a casa un buon risultato, ma noi siamo il Catania, quindi dobbiamo assolutamente fare la partita che dobbiamo fare. Catania-Siracusa sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Telecolor, 4 ore di trasmissione a partire dalle 13:30 con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti. Poco prima del calcio d'inizio il racconto live dei 90 minuti corredato dall'analisi dei casi arbitrali e dalle interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio, e infine un ricco post gara con risultati, classifiche e interviste in anteprima da allenatori e giocatori. Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa, ritorniamo subito dopo. Rientriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque il nostro TG Sicilia finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.